La selezione della bottiglia della confraternita rappresenta un momento in cui i confratelli produttori si incontrano per selezionare e individuare un prodotto tipico caratteristico dell'annata. Quindi viene scelto un prodotto per rappresentare la qualità d'annata e far sì che il consumatore trovi in questo vino le caratteristiche, diciamo, più spiccate della produzione di quell'annata. Quest'anno abbiamo cercato di organizzarci per promuovere la bottiglia in un modo un po' diverso, coinvolgendo un po' quelli che sono tutti gli operatori enogastronomici del territorio, quindi enoteche, bar e ristoranti che decidono di mettere in degustazione questo prodotto saranno così coinvolti in una campagna promozionale proprio per cercare di elevare anche la percezione qualitativa di questo prodotto. La selezione viene fatta in forma anonima innanzitutto. Il prodotto che viene degustato sono tutti dei Valdobbiadene di OCG extra dry, quindi con un residuo zuccherino da 12 a 20 grammi litro, e in un incontro che facciamo in occasione dell'assemblea d'estate organizziamo questa degustazione. È una doppia degustazione perché in un primo momento facciamo una degustazione per individuare i primi 5, diciamo, prodotti più caratteristici, e dopodiché facciamo un secondo scontro tra loro in modo da far sì di trovare quello che ha le caratteristiche più spiccate, anche se diciamo, la sfida è sempre molto, molto combattuta perché il livello dei prodotti sono sempre molto elevati. Siamo alla presentazione della bottiglia della Confraternita Valdobbiadene 2025, occasione fondamentale per parlare di territorio. Rappresenta un territorio vocato ovviamente alla viticoltura, unico nel suo genere. Pensiamo alle colline patrimonio dell'UNESCO e pensiamo a un prodotto unico nel suo genere. In un momento come questo particolare, un po' difficile per il mondo del vino, dobbiamo essere noi gli ambasciatori di questo territorio, di queste colline, parlare di vino, parlare di territorio, non fermarsi alla semplice degustazione tecnica, organolettica, ma parlare di chi c'è dietro, da dove arriva il prodotto, come viene trasformato e le caratteristiche vere e proprie.